30 giorni che la legge dà al Presidente della Giunta regionale, glieli dà allo scopo di deliberare in ordine alle procedure di voto e alle modalità di voto. La legge regionale che dà il via libera al referendum sull'indipendenza del Veneto è stata pubblicata 3 giorni fa. Ciò significa che ora il Presidente della Giunta Luca Zaia e quello del Consiglio, Clodovaldo Ruffato, hanno 27 giorni di tempo per stabilire la data, la procedura di voto e stanziare i fondi per l'organizzazione del referendum che porrà la domanda: vuoi che il Veneto diventi repubblica indipendente e sovrana? I promotori vogliono tenere alta l'attenzione per evitare che i tempi non siano rispettati e così per 6 domeniche porteranno i gazebo di informazione in spiaggia. Si parte da Rosolina, si passerà per Sottomarina, Jesolo, Carlo e Bibione. Quanto alla data si propone il 9 novembre, quando anche la Catalogna andrà al voto, ma va bene qualunque data fino al 1 marzo 2015. L'importante è non far coincidere il giorno del referendum con altre elezioni amministrative o politiche. Sarebbe un disastro, una debacle, perché si andrebbe a confondere il tema dell'indipendenza con una questione politica. L'indipendenza è una cosa che va decisa in modo a sé stante, con una consultazione lontana il più possibile da competizioni elettorali. Quanto al costo della consultazione è previsto in 14 milioni di euro, una spesa a carico della Regione, ma i promotori hanno già la soluzione. Io ho diviso 14 milioni per 4 milioni 800 erotti, che sono gli abitanti del Veneto. È uscita la cifra di 2,84 euro che io stamattina ho consegnato nelle mani dell'avvocato Morosin come gesto simbolico, invitando a tutti i veneti a dare altrettanto i propri 2,84 euro. Così faremo referendum a nostre spese. Il governo finora non ha ostacolato il percorso e in teoria potrebbe impugnare la legge regionale o rispedirla a Venezia per rivederla, ma finora nessun provvedimento da Roma. Di certo i promotori vogliono muoversi nella legalità, convinti che il referendum si farà. Non è e non sarà e non potrà mai essere l'indipendenza, il percorso per l'indipendenza, una questione di ordine pubblico. Lo Stato fallito la vorrebbe, perché così potrebbe domarla a suo piacimento. Noi non possiamo permettercelo.